Finalmente la ninfa dormiente si è risvegliata. Vittorio Sgarbi riesce a far ragionare i sindaci di Bassano e di Possagno sulla nomina a direttore unico o qualcosa del genere per le istituzioni impegnate nel bicentenario di Antonio Canova, ossia Chiara Casarin, attualmente ex direttore a Bassano, semplice consulente fino a marzo, sempre a Bassano. C'è voluto tutto il suo prestigio con tanto di esplicite minacce di dimissioni per mettere in riga il sindaco di Possagno, che aveva osato scavalcarlo, e per far capire a Elena Pavan che senza un protocollo e regole certe del progetto Casarin direttore in pectore a termine non si sarebbe andati da nessuna parte. È evidente che c'era un paradosso logico. Non essendo direttrice di Bassano, ma soltanto consulente, la sua nomina può essere ratificata solo da un concorso. È chiaro che può fare la consulente per un anno e mezzo su incarico del sindaco, ma quell'incarico è a termine. Quindi lei avrebbe la funzione di direttore a Possagno e direttore a Bassano all'interno di un protocollo che garantisca che Bassano indica lei per un tempo determinato. È talmente chiaro, cioè soltanto dei folli potevano non capirlo. Come fai a fare un bidirettore se uno non è direttore di un museo e deve diventarlo di un altro senza esserlo del primo? Insomma, c'è voluta alla fine tutta l'esperienza e la competenza di Sgarbi e la voglia di non mettere nei guai i sindaci dei due comuni e soprattutto la povera Chiara Casarin, messa in mezzo da un gigantesco pasticcio burocratico, per venirne fuori. Il tema dell'ingerenza della politica non è di per sé negativo, è che può portare o a una cosa irregolare a Bassano o all'arresto del sindaco di Possagno. Questa è una delle ipotesi che noi stiamo valutando. Io per salvare il sindaco di Bassano dall'arresto gli ho detto perché tu mi devi spiegare perché nomini la Casarin. Se ti dice Bassano che te la garantisce la puoi nominare, ma se non te la garantisce tu la nomini perché? Quindi qui è un profilo diverso, non è quello che può fare il sindaco, è il rischio che corre un sindaco anche nella sua totale autonomia di superare e scavalcare il CDA come aveva fatto, non dire nulla a me, che uno può anche dire Sgarbi se ne frega, e fare una nomina senza l'accordo con Bassano. E quindi abbiamo salvato il culo al sindaco di Possagno. Nella delicatissima vicenda, risolta solo a tarda sera con un protocollo piuttosto complesso su un accordo tra i musei di Bassano e la Gipsoteca di Possagno, Sgarbi racconta anche di aver dovuto convincere Elena Pavan. E l'ho convinta che non poteva, come dire, noi nominiamo, dopodiché tu fai quello che vuoi. No, prima facciamo un protocollo e stabiliamo che quello che facciamo lo facciamo, come dire, d'accordo, cioè è un'intesa simmetrica, no? Non che c'è una nomina. Prima lo nominate voi, perché mi sembra giocare a nascondino, prima lo nomini noi, dopo facciamo forse anche noi, come facciamo fuori? Dobbiamo essere certi che lo facciate, insomma. Quindi, vabbè, comunque mi pare risolto. Ora speriamo che i pasticci delle amministrazioni comunali siano finiti e che si permetta a Sgarbi e alla Casarin di lavorare bene come sanno fare per celebrare Canova degnamente. Lo meritano le terre canoviane di fronte al mondo.